Il paesino di Tamar. Tamar è un borgo pastorale abbandonato negli anni 50 a causa del spopolamento volontario. Si accede da un sentiero che porta anche a Palcoda. Essi appartengono allo stesso comune. Del borgo sanno notizie fin dal 1400. Si suppone che nacque per alloggiare i pastori della zona, ma divenne un insediamento stabile. Suddiviso in 3 nuclei, a circa una decina di metri tra loro. Nelle informazioni trovate, l'ultimo abitante fu una signora che fu costretta a lasciare il borgo a causa della sua cagionevole salute nel 1950. In quest'anno fu l'ultimo paesino ad essere abbandonato, in quanto era il più vicino a Villa di Sotto, che è il borgo più grande del circondario che risulta più facile da raggiungere. Dopo l'abbandono dell'anziana signora, il caseggiato, a causa dell'incuria, le continue piogge e il terremoto del 1976, divenne un agglomerato di ruderi. Nel 2000 il CAI di San Vito al Tagliamento ha ristrutturato uno degli edifici che gestisce l'associazione per farne un ricovero per escursionisti. Visto il successo, l'associazione ha continuato il recupero della zona. Infatti ho trovato piccoli orti recintati, un bagno pubblico e legna tagliata per l'inverno. Quando ci sono stata non c'erano tracce di persone che in quel momento fossero nei pressi, ma sicuramente è frequentato. Buona visione. Ragazzi, è ancora dura e lunga, però è un paesaggio che merita veramente. Ok, ripartiamo. Chiudo di nuovo, poi vi faccio vedere più avanti. Ragazzi, non ce la faccio a non fermarmi e riprendere ogni tanto. Questo paesaggio in mezzo alle nuvole e questa pioggerellina fine è una meraviglia. Scusate il fiatone, ma non ce la faccio più. La strada è ancora molto in salita. Per strada per il momento con il K2 non ho avuto nessun segnale, anche appostandolo alla videocamera non c'è segnale, per cui il cellulare è messo su modalità aerea e andiamo avanti. Chiudo di nuovo, ci sentiamo dopo. Voglio fare un tratto acceso in silenzio per vedere se riesco a prendere degli EVP, come quando ero sul sentiero di Pinzano per la polveriera. Se c'è qualcuno qui può lasciare qualche messaggio nella videocamera, per cortesia.
qui mi è parso di sentire delle voci. Riaccendo la telecamera un attimo. Se c'è qualcuno qui, può lasciarmi un messaggio nello strumento che ho in mano, per favore. Mi scuso per il mio affanno, ma è da tanto che non salgo su sulle montagne. Allora adesso faccio una sessione con l'eco perché piove troppo, ho paura di tirar fuori troppa attrezzatura. E già così sono in pena per il cellulare. C'è qualcuno qui? Mi dite i vostri nomi, io mi chiamo Lina. Vi do qualche minuto, dite quello che volete. Raccontateci la vostra storia, quello che vi pare. Sì, siamo in due, voi quanti siete? Piove troppo, mi sa che dovrò interrompere. Ok, dai, quello che avete detto noi dobbiamo andare via perché piove troppo, si rovina l'attrezzatura. Volete salutarci? Ciao? Ci salutate? Ciao? Posso andare? Vado? Ciao? Ciao? No. Verremo quando magari non piove, torneremo qui. Vi fa piacere se torno qui? Ciao. Boh, chiudo. Allora, aspettate che chiudo perché... Ok. Ragazzi, non riesco più a chiudere. È andato il cellulare, perfetto. Allora, non è una buona giornata per fare una sessione, per cui niente, vi saluto sperando di aver in questo pochi minuti di filmato di aver ripreso qualcosa. Metto via anche la telecamera perché veramente si sta bagnando tutta l'attrezzatura e ho paura di far danno. Alla prossima, ciao!